Torre a Udine, zona frequentata dagli udinesi amanti dell'aria aperta. La contrarietà del WWF regionale e i rischi nelle parole del presidente Roberto Pizzutti. Parte ufficialmente il 15 maggio prossimo la caccia al Parco del Torre, nonostante tutte le segnalazioni e le preoccupazioni che avevate espresso come WWF regionale. Cosa succederà adesso? Questa attività di caccia in un'area così frequentata è assolutamente pericolosa e dovrebbe essere vietata, come abbiamo chiesto assieme a tante altre associazioni, assieme alla LAV, alla LAC, eccetera, qua per Udine principalmente, ma il problema purtroppo rimane anche nell'area fronte al parco comunale del Torre, ossia in comuni di Remanzacco e anche a Povoletto, Areana, Pradamano. Ecco, questi sono i comuni dove c'è maggiore frequentazione e dove si spara con fucili che arrivano a 3-4 km di distanza. Non sono valide le affermazioni di rappresentanti di cacciatori che dicono non è mai successo niente. Il parco del Torre viene frequentato sempre di più nel tempo perché c'è una diversa sensibilità nella popolazione, una maggiore richiesta di aree verdi e quindi il pericolo della caccia è stato addirittura assicurato dalla prefettura di Udine. Abbiamo fatto una richiesta di poter svolgere una manifestazione così per segnalare il problema, farla nel parco, ci è stata vietata la manifestazione proprio indicando il pericolo di contrapposizione con i cacciatori, quindi se questo vale per 50 attivisti ben in vista, immaginarsi per tante persone che girano spensieratamente nel Parco del Torre.